Sul cricà dal dì, i sorestans dai predis, cui anzians, i scritturisti ed tutti il sinedri, a fagerin consei, e fatle a Gesù, lumenarin e al consegnarin a Pilat. Allora Pilat lo interpellà: «Sestu tu il re dei Giudeos?» E rispondè: «Tu lo disi anche tu». I sorestans dai predis lo incolpavano di tantis robis. Allora Pilat lo interpellò un'altra volta dicendo: «Non rispondis tu nuie? Non viodis tu di troppi robis che ti incolpin?» Ma Gesù non rispondè più in nuie, che di fatto Pilat arrestò un'evore. Lui aveva l'usance in ogni festa grande di molà un prigionier, quel che gli domandava in loro. In che volte andiere un che gli diceva in Barabe, che gli era stato mettuto dentro insieme con ribei che in tanti una rivolte aveva incopato un. Si che dunque la folle le su e attaccava a pratindi c'è che era usance di dai. Allora Pilat rispondè dicendo: «Voleiso che us liberi il re dei Giudeos?» Al savevamo che i sorestans dai predisi avevano mettute smans per tristerie. Ma i sorestans dai predis sauciarin la folle perché urmolassin vesit Barabe. Allora Pilat, tornando a chiappala per aule, domandà: «Ce voleiso allora cofasi di quel che altri si diseisi il re dei Giudeos?» E l'ora begherlarin di gnuf: «Mettilo in croce». Ma Pilatur dice: «Po ce hai al fat di mal?» Ma che a bergherarin in mo plui fuart: «Mettilo in croce». E così Pilat, volendo contentare la folle, urmolà Barabe e consegna Gesù perché lo mettessero in croce dopo di averlo fatto flagellare. Allora i soldati lo menarono dentro tal curtil, venastai tal pretori, e fatte venire tutta la compagnia, lo rivestirono di purpure e gli metterono sul chiafo una corona di spinis. Poi a scominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudeos!» Intanto che con tune chiane dava in colp siu pal chiaf, i spudavano intor, appleavano i genoi e si ingenoglavano denanzi di lui. Così, dopo di averlo svilinato, lo dispuearono de purpure e tornarono a mettere gli sos viestis. Biel che lo menava in fur per metterlo in croce, a oblearono un che passava per lì, tornando ai chiamps, Simon di Cirene, pari di Alessandri e di Rufo, a portare la croce di lui. Lo menarono così tal lu che i disingolgote, cal sares il luc de crepe. A volevin anche dai di bevi vin aromatizat con la mire, ma lui non il volesse avent. Allora lo metterin in croce e si spartirin li sos viestis tirant a brustiete, per sapere c'è che i togliave a ognuno. Erin li snuv di buinore quando lo metterin in croce, e l'iscrizione con la colpe de so condanne aveva chiste scritte: «Il re dai Giudeos». Insieme con lui a mettere in croce anche due ladrons, uno alla sua destra e uno alla sua ciampe. E si colma la scrittura che dice: «All'estat mettuti insieme coi delinquenti». Che passavano lo svilinavano, schiassando il chiaffo e dicendo: «Ehi tu, che tu butti sul tempio e in 3 giorni tu torni a farlo su, salvi ti temo, dismontando croce». Anche i sorestans dai predis, cui scritturisti, sghignin fra di loro, dicevano: «Alla salvat che gli altri, se come non le bondi salvassi se, il Cristo, il re di Israele, cal dismonti de croce, parco viodin e ocrodin». Par finché che eri stas metus in croce con lui, lo svilinavin. Tormisdì, al diventa scur su tutte la tiere, fin all'istre dopo misdì. Tor 3, Gesù, al berlà a grande voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani». Calul di: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?»
Allora un po' di che caierin lì, sintin lo disevin, ve, al clame Elie. Però un al Corea imbombà una spugna talaset, le mettesse un tunetiane e al cerì di falu bevi disin, la sait, viodin salven Elia di spitialu. Ma Gesù, dato un gran berli, al spirà. Allora il vel dal templi si smiegià di som fin da pit, e il centurion che era in faccia di lui viodinta spirà con quel berli al disè, che stomp aliere propiti il fi di Dio. A ieri anche femmini scacchialavin di lontan, fra di loro Marie la Maddalene, Marie la mari di Iacum il minore e di Iosef e Salomè, che ieri in ladis da ure l'uvevin servit quanca ieri in Galilea. E così, anche un'evore di altri, scagliare in là di su con lui a Gerusalemme. Rivade ormai la sera, stan che ieri la Paraseve, venastai il dì de Sabide, Iosef di Arimatee, omp importante al consei, che spietave anche lui il ream di Dio, all'arrivà, si face il cur fuart, all'entrà di Pilat e domandà al cuor di Gesù. Pilat si maravea che fosse già morto. Allora acclamati il centurion e domandà se era morto di un spiec. Informato dal centurion, idè il cuor a Iosef, che al comprà un linsul di fil, al fasetti raiù Gesù, lo involuccià con l'insul di fil e lo mette in tul sepulcri che gli era stato piccato dal cret. Poi, al fase rodolà una pietra sulla porta dal sepulcri, biel che Marie la Maddalene e Marie di Iosef stavano a chialà d'ulà che lo mettevin. Passate la Sabide, Marie la Maddalene, Marie la mari di Iacum e Salomè a comprare in profums parlà a ongi Gesù. E così la prima di 7 settimane, un'evore a buinore, arrivarono lì dal sepulcri appena jevat sorelli. Intanzi dicevin une cu l'altre, cui nus fasarai al rodolà la piere degli entrate dal sepulcri? Alcianti voi però, a vioderin che la piere era state rodolade, sebben che era un'evore grande. Gli entrati salore tal sepulcri, a vioderin un giovin che gli era sentati a diestre, vistut con une vieste blanche, e si spaventarin. Ma lui urdise, non stai t'avepore, uatre so ciris Gesù il Nazaren, che l'è stat metut in croce. Alle resurit, non l'è pluiculi, vel pues dula che lo avevin metut. Come lait, e diseita ai 6 discepui, sorreduta Pieri, lui allarà denandi vualtris in Galilea, lì lo viodareis come che usadit. Lor però, appena Iesudis, a schiamparin dal sepulcri plenis di timore e di spavent, e non diserin nuia di nessun, difat avevin pore. Resurita buinore de prime di 7 settimane, i comparì par prime a Maria la Maddalene, che aveva parat fur di 7 demonis. E lei a contalo a dei che erin stas con lui, e a erin avilis e a vaivin. Ma lor, sin tut che era viv e che lo aveva viodut noi croderin. Poi ur comparì con un'altra filosomie, a doi di loro biel che stavano lanti in campagne. Anche loro a tornare in daur par contaura la di che altris, ma non ur croderin anche a loro. Par ultins, ur è comparita anche agli 11, intanto che erin a taule, e ur cridà per lor manchiance di fede e pedurece dal lor cur, perché non aveva incroduta di che lo aveva invioduto resuscitato. Paur dise, l'ait pardut il monte, predichiait il Vangeli a ogni creatura, quel che il crodarà e si faserà battial sarà salvato, ma quel che non il crodarà al sarà condannato. E questi sono i segnali che accompagneranno che i cacrodin. Dal mio non appararan fuori demonis, affevelaran lenghis gnovis, acchiapparan in man sarpins, e s'avaran bevut qualche velen, non faserà mal,
metteran le mani sore dai malas e che a guarisaran. Il Signor Gesù, dopo di aver fevelat, al fu portato su in cielo e si sentà alla diestra di Dio. Allora loro all'erin a predicare pardut, biel che il Signore l'operava insieme con loro e al confermava la paraule con spiei che io accompagnavano.